Forti venti di burrasca, mareggiate, pioggia, grandine e persino i primi fiocchi di neve tra i monti del Basso Sulcis. Il crollo delle temperature e la forte ondata di maltempo che sta interessando la Sardegna non ha certo risparmiato il Sulcis Iglesiente. Le forti raffiche di vento e le precipitazioni, oltre a regalare un po' di sollievo a corsi d'acqua, bacini e campagne, però sta creando anche enormi disagi e danni nel territorio. I danni maggiori, dovuti alle forti libecciate dell'altra notte, si sono verificati a Sant'Anarresi e in particolare a Portopino. Nella località marina, infatti, grosse onde sono entrate con violenza nel porticciolo canale, causando ingenti danni ad alcuni puntili galleggianti di attracco e ad una decina di imbarcazioni da pesca ormeggiate. Ma non solo, le violenti mareggiate hanno praticamente cancellato la prima spiaggia e parte della seconda, ricoprendola interamente di alghe. Enormi cumuli di posidonia che, oltre a confermare il buono stato di salute del mare, creano profonda preoccupazione per la prossima stagione estiva. Danni ai barchini anche a Portobote. E il forte vento e le mareggiate non hanno risparmiato neppure un punto di ristoro sulla spiaggia di Gonnesa. Oltre a piogge e grandine, l'ondata di maltempo ha portato nel Sulcis Iglesiente anche i primi fiocchi di neve. Imbiancate da ieri le vette di Monte Tamara a Nucis e di Iscanoneris, Punta Severa, Montisanto e Monti Niediu tra Sant'Adi, Teulada, Pula e Domus de Maria.